Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca. Per sfuggire alla polizia cerca di scappare ma cade dal balcone al quarto piano. È successo a Cerro Maggiore in via San Clemente. L'uomo precipitato dal palazzo è un quarantenne pregiudicato che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Varese. Secondo una prima ricostruzione il quarantenne si trovava agli arresti domiciliari e la polizia era arrivata per un controllo in quanto l'uomo si sarebbe reso responsabile ieri di un furto d'auto. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E passiamo ora a Varese, alla politica. Giorgio Merletti è pronto ad accettare la candidatura a sindaco del centro-destra. Manca solo l'ufficialità che potrebbe però arrivare già nelle prossime ore in serata. Merletti diventerebbe così il candidato civico della coalizione. Nel frattempo oggi la lista Praticità, che è la lista del candidato sindaco di centrosinistra Davide Galimberti, ha presentato i nuovi candidati al Consiglio Comunale. Ne ha parlato il vice sindaco Ivana Perusini. Vediamo il servizio con le immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Ivana Perusini, vice sindaco, oggi la presentazione di alcuni candidati della lista Praticità. Qual è il contributo, il valore aggiunto che dà il vostro gruppo alla coalizione che sostiene Davide Galimberti? Sì, noi siamo la lista civica del sindaco, quindi il nome è proprio Varese Praticità Davide Galimberti sindaco, e quindi come tale siamo un gruppo civico, quindi raccogliamo tutti i civici che ritengono che questa amministrazione abbia ben lavorato in questi 5 anni e che vedono in noi i protagonisti per i prossimi 5 anni di amministrazione. Abbiamo detto tante volte che noi ci appoggiamo su valori, e questi valori sono in primis sicuramente la competenza, una competenza che abbiamo dimostrato nei fatti e che vogliamo portare avanti nei prossimi 5 anni. I candidati di questa lista quindi sono candidati, come ha detto lei, di valore, ma perché hanno competenze specifiche nei vari settori? Sì, vedrete che tutti i nostri candidati sono rappresentativi sicuramente di una competenza specifica, ma anche di un mondo specifico del nostro territorio, che è quello che noi vogliamo arrivare ad avere, è una lista che rappresenti l'intero territorio e le intere peculiarità anche sociali del nostro sistema varese. E parliamo adesso dell'emergenza Covid. Con i dati appena forniti dalla Regione Lombardia diminuiscono i ricoveri sia nelle terapie intensive, ora sono 65, che negli altri reparti ospedalieri, ora 321 ricoveri. Sono 155 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 32.837 tamponi eseguiti, con un indice di positività allo 0,4%. La provincia con più casi è Milano, 54, in provincia di Varese 12 nuovi positivi. È ancora Varese, dove oggi a porte chiuse per l'emergenza Covid si sono svolte le celebrazioni per il 247° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'occasione è stato tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2020. I reparti del Comando Provinciale di Varese hanno svolto 11.687 interventi ispettivi e 462 indagini delegate dalla magistratura. Sul fronte dell'economia sommersa sono stati smascherati 23 soggetti totalmente sconosciuti al fisco che hanno evaso complessivamente 11 milioni di euro di IVA. Tutto il bilancio del 2020 della Guardia di Finanza di Varese si può leggere su prealpina.it. Infine spostiamoci a Busto Arsizio, dove oggi sono state assegnate le benemerenze civiche dal comune. Vediamo il servizio curato da Francesco Inguscio. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. Nel giorno del patrono San Giovanni Battista, la città di Busto ha reso onore ai propri cittadini più meritevoli. Stamattina, nel cortile del Palazzo Municipale, si è svolta la tradizionale festa del ringraziamento, alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli con tutta la giunta e i consiglieri comunali. La civica benemerenza, l'onorificenza più prestigiosa, è stata assegnata al comitato di Busto Arsizio della Croce Rossa Italiana, guidato da Simona Sangalli.
Il nome dell'organizzazione umanitaria rimarrà per sempre inciso sulla lastra dei benemeriti all'interno dell'atrio delle vedute del comune. Oltre alla Croce Rossa sono stati assegnati i riconoscimenti ai 2 gruppi della Protezione Civile, Augustus e Garibaldi, agli Alpini, la Lilt, le Forze dell'Ordine e tanti altri protagonisti del mondo dello sport, dell'impresa e del volontariato. Il premio Olga Fiorini è andato al professor Giovanni Mocchetti, già preside del Liceo Pascal, mentre il premio intitolato a Enrico Dell'Acqua è stato assegnato al designer di automobili Ercole Spada. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13. Una buona serata.